Non abbiamo niente da dichiarare. Nessuno vuole commentare tra gli inquilini del condominio in via Berna a Martellago all'indomani di una serata di paura vissuta a causa di un cinquantenne che dopo aver aggredito un anziano spingendolo e facendolo cadere dalle scale si è barricato in casa minacciando il peggio se qualcuno avesse provato a entrare per farlo desistere. Al citofono risponde la moglie dell'uomo che cadendo dalle scale ha sbattuto la testa perdendo i sensi prima di essere soccorso dall'ambulanza del SUEM e accompagnato all'ospedale per i controlli insieme alla donna. Non se la sente di dire nulla. Il litigio sarebbe scaturito a causa di un parcheggio che avrebbe mandato in escandescenza l'aggressore, già in evidente stato di alterazione psicofisica, portandolo a scagliarsi contro l'uomo. Sul posto sono giunte numerose pattuglie dei carabinieri con alcuni militari protetti dai giubbotti antiproiettile e squadre di mediatori rimaste per ore. Presente anche il sindaco Saccarola. Mi dispiace per il signore che è ricoverato in ospedale, però da notizie che ho è in via di guarigione. E per il signore che invece ha fatto questa azione, so che questa mattina ha raggiunto anche lui l'ospedale per essere curato la mano in quanto appunto con un pugno ha rotto il finestrino di una macchina. È una cosa che a Martellago non era mai successa, ci siamo preoccupati, tanto che devo ringraziare veramente di cuore le forze dell'ordine e i vigili del fuoco perché hanno fatto un'azione veramente importante, un'azione di mediazione soprattutto e alla fine ha portato anche un risultato positivo perché si è risolto tutto quanto al miglior dei modi. In strada poi c'erano la madre dell'uomo, la sorella e altri familiari che inizialmente non riuscivano a comunicare con lui nemmeno telefonicamente perché non rispondeva. Solo dopo ore di pazienza con estenuanti trattative il cinquantenne ha ceduto uscendo spontaneamente dall'appartamento. All'alba i carabinieri sono tornati a controllare la situazione. Ora starà alla persona aggredita decidere se sporgere denuncia.